Amici del campionato di eccellenza, appassionati dell'Athletic Club Palermo, un caloroso benvenuto a tutti dal Favazza di Terrasini. Siamo pronti per assistere alla 23esima giornata del massimo campionato regionale in campo Athletic Club Palermo contro la Don Carlo Misilmeri. Prima di cominciare, un minuto di silenzio in memoria di Filippo Di Fatta, che ricordiamo anche noi, che è passato al turno successivo, ai quarti di finale, grazie al gol in trasferta. Intanto qui attenzione alla conclusione verso la porta ed il gol del vantaggio della Don Carlo Misilmeri, annullato campionato di Serie D. Intanto attenzione, seguiamo qui l'avanzata con il bel pallone per lo Gerfo, gli chiude lo specchio, palla giocata ancora dal 21 per Corsino sul secondo palo, c'è Caronia che con la testa non riesce a dare forza su Caronia, punta due avversari, ancora il gioco di gambe di Caronia a servire Pomba, palla sul destro, lui che è un mancino, serve dunque Mustacciolo con il pallone che è stato deviato e finisce in calcio d'angolo, che apre a sinistra, c'è Caronia, gioco di gambe, ancora pallone messo in mezzo, allontana ancora Espasa alla contesa da Federico e Corsino, bravo poi il capitano ad aprire su Pomba, pallone messo in mezzo, Caronia, murato e calcio di punizione in attacco, il fallo di Angelo Caronia, poi ancora Caronia, serve Pomba che prova a partire sul mancino, Pomba, la palla alta sopra la traversa, c'è sempre Pucci da superare in mezzo al campo. Poi Mustacciolo tenta la botta dalla distanza, si allunga Zummo, i difensori centrali, rimane Giuliano, adesso c'è Antona, pallone messo in mezzo con la testa, il gol della Don Carlo Misilmeri che sblocca dunque la partita, è Federico che fa 1-0, si attende il fischio che arriva adesso, parte la Vardera, è un gran gol, quello del 10 della Don Carlo Misilmeri che raddoppia così direttamente da calcio di punizione la rete di Lavardera, il suo sabato con un voto sufficiente, piena sufficiente. Qui Caronia per Manfred, tenta la botta, Zoom ancora dentro il pallone e la rete che accorcia le distanze per l'Athletic Club Palermo, è 2-1, l'hanno riaperta sullo spunto di Vincenzo Manfred, lancio lungo, aggancia lo Gerfo in scivolata, Giuliano fa ancora Pucci sulla palla, dentro il tocco per Miliziano che punta Di Maria, mette in mezzo Corsino, si difende in calcio d'angolo, pallone ancora messo in mezzo per Cosentino, arriva adesso il gol del 3-1 per il Misilmeri sul secondo palo, Alberto Cosentino, pallone veramente perfetto per il difensore centrale del Misilmeri a scavalcare tutti, a scavalcare Di Maria, la deve soltanto appoggiare in rete. Tocca ancora per Pucci, poi Mercanti dalla distanza, la parata di Zummo e Gomez si rifugia in calcio d'angolo, punta la Vardera, ancora Pucci, palla al piede, ce l'ha sul mancino, finta il cross che arriva adesso, c'è Manfred in mezzo, palla che arriva poi a Giuliano, la riapre Simone Giuliano, appostato sul secondo palo, raccoglie il pallone che scavalca Manfred, calcia verso la porta e supera Zummo, arriva il fischio, parte Caronia, la parata di Zummo, tranne 3 unità, tra cui la Vardera che riceve qui il pallone sulla sinistra, poi cambia gioco benissimo sulla destra dove c'è Miliziano che punta Brunetti, palla dentro, ancora buona, in mezzo la chiude Pucci e salva di fatto dall'opportunità del Misilmeri, ma c'è il calcio di rigore, c'è un calcio di rigore, Maltese contro Di Maria, la rincorsa del 23 che supera Di Maria, intuisce il portiere dell'Athletic Club Palermo, ma lo calcia bene il 23 della Don Carlo Misilmeri,
2 uomini in barriera per Di Maria con la testa Cossentino. Può servire Antona, visto qui, tocco di ritorno ancora per Gianmarco Corsino, ma è troppo corto e quindi recupera Gomez. Poi Matera tenta la botta, battuto. Adesso dal Misilmeri. Poi Occa, la conclusione di Maltese, la parata di Di Maria con la testa Matera. Gioca dunque l'Athletic Club Palermo, quando scade però anche l'ultimo dei 4 minuti di recupero, può bastare così, finisce 4-2, vince la Don Carlo Misilmeri.